Al Fonte Park successo prestigiosissimo per il Fonte Meravigliosa che supera il Tor di Quinto secondo e si avvicina alla zona playoff, più precisamente ai due Grifoni, una partita che inizia al 7° minuto con il destro di Liberati che scalda subito i guanti di Mercandante, risponde dall'altra parte su palla inattiva il Tor di Quinto con Onore che cerca la zuccata sotto la traversa, Antonini però mette in angolo. Sono ancora però i padroni di casa la mezz'ora con De Grisogono a essere pericolosi con questo inserimento sul secondo palo. Il gol però arriva ed è il minuto 38 quando Anelli combina con Betti 1-2, pallone dentro per Liberati che di testa insacca il terzo centro stagionale del suo campionato e porta avanti la formazione di Mister Neri che stava premendo con più insistenza dopo un iniziale equilibrio in campo tra le due squadre. E poi Maggio a sprecare al 42esimo una ghiottissima occasione che sarebbe valsa il 2-0, colpendo però male con l'interno il pallone. Si va a riposo quindi sull'1-0, nella ripresa ancora a partire forti i padroni di casa, ancora Liberati a liberare il destro da posizione defilata, risponde però Mercadante e allontana. Poi Betti qualche minuto più tardi cerca una girata, pallone giunge sempre nella zona di Mercadanti che però blocca senza troppi problemi la sfera. Al 27esimo grande occasione per il Tor di Quinto per pareggiarla, Cordero trova Neri che gira in area ma colpisce la traversa a dire di no alla formazione ospite. Alla mezz'ora ancora Maggio con questo inserimento a trovare una grandissima risposta di Mercadante con poi lamentele successive per un penalty non ravvisato. E ancora però Neri, l'uomo più pericoloso per la formazione rosso-blu, qui si gira e mette alto sopra la traversa l'ultimissima chance al quarto di recupero con Catanoso che vince l'1 contro 1 con Ceccarelli ma mette al lato di sinistro. Quello che conta però sono i 3 punti che arrivano per il Fonte Meravigliosa che sale in quinta posizione e continua la rincorsa in zona playoff.